Allora facciamo un bilancio della stagione fino adesso, dal girone territoriale a queste prime gare del girone promozione. Il bilancio sicuramente positivo, visto che ci siamo qualificati per la fase di promozione e quindi non è senz'altro, diciamo, da non respingere il risultato ottenuto. Le prime 3 partite abbiamo conquistato, diciamo, 2 partite su 3. Anche questa è positiva perché una l'abbiamo persa, forse non tanto per colpa nostra quanto per colpa di fatti che sono successi in campo, che a noi sicuramente non sono risultati molto simpatici. Comunque accettiamo tutto. Siamo in corsa al secondo posto, mi pare, vediamo i risultati di oggi. Sicuramente c'è molto da migliorare, sono come allenatore, io anche oggi potevamo conquistare 5 punti comodamente senza tanto affanno, abbiamo conquistato l'80°. Cioè siamo noi che ci complichiamo le partite e potrebbero essere molto più semplici e meno palpitanti per il pubblico, per i tifosi, se qualcosa andasse meglio durante l'incontro. Senti, che cos'è cambiato dalla Franklin Marshall dell'anno scorso rispetto a quella di quest'anno? Oddio, è difficile da fare una spiegazione così a freddo. Sicuramente quello che incide, ma non solo perché abbiamo cambiato, diciamo, l'allenatore, sicuramente quello è uno dei motivi che spinge la squadra e i giocatori a motivarsi di più ogni cambio di allenatore. Non perché Bresciani abbia fatto male, ovviamente, perché anche lui ha ottenuto i risultati aspettati dalla società. Sicuramente ha dato entusiasmo questo nuovo allenatore che proviene sicuramente dalle sfere alte del rugby e quindi una maggior consapevolezza anche ai giocatori di poter raggiungere certi risultati che forse alcuni all'inizio dell'anno non ci speravano, non ci credevano loro stessi. Senti, facciamo invece un bilancio per la newsletter soprattutto dei tuoi anni alla guida, diciamo così, del settore seniores, come responsabile del settore seniore. Sono stati anni molto positivi, devo dire, perché la squadra, quando sono ritornato a Cus Verona come accompagnatore dirigente del Seniores, abbiamo scalato dalla Serie D alla Serie A, dalla Serie A2 alla Serie A1 e adesso siamo qua in pool promozione dell'eccellenza, quindi sicuramente è il maggior risultato che nella storia del rugby, diciamo, del Cus Verona Rugby stiamo ottenendo, quindi sicuramente fatto positivo che gratifica tutti i giocatori, allenatori e società stessa. Ti manca un po' tornare in campo? Ogni tanto ti verrebbe da... Sì, beh, sicuramente chi ha giocato ogni tanto qualche scatto così pensando di essere in campo lo fa.